fare una piccola premessa. Io sono 2 anni che racconto il Veneto, i Veneti, in forma satirica, in forma seria, con le canzoni. Questo è un video senza assolutamente nessuna ideologia politica, è un video che è una mia idea, quindi se volete parlare di Fas, di Mose, di Pedemontana, ci sono altri posti adatti. Volevo raccontare una persona, volevo raccontare un Veneto che, volente o nolente, è la persona che rappresenta in questo momento questa regione e tutti noi veneti. È stato nominato il governatore più amato d'Italia. Credo che approfondire le sfaccettature umane delle persone rende tutti noi più liberi di farsi la propria idea. La mia multinazionale è quella dei contadini. Penso che sia fondamentale il ruolo dell'agricoltore, del rispetto della terra. La tua passione per gli animali? Ok, ho letto che hai studiato all'università. Scienza della produzione animale ho fatto. Ho visto che il papà che era meccanico, no? Che cosa c'entrava con la terra? C'è un nesso, sai, l'auto è un paziente, l'animale è il paziente del veterinario. Io inizio come facoltà di medicina veterinaria a Parma. L'analisi logica, la diagnosi della malattia dell'animale è esattamente l'utilizzo che hai del cervello nell'analisi dell'auto che non funziona. Hai fatto un sillogismo praticamente? Ma sì, ma il medico e il meccanico, se non hanno cervello, non cureranno mai i loro pazienti. Ma quando hai pensato a sta cosa qua, a come rispondermi? Ma che hai pensato prima? No, non sarò imbriaco, no? L'intervista si fa in veneto o in italiano? No, come te vuoi. E ora facciamo in inglese? Devi dire wow. Io ho sempre lavorato in officina da mio papà, penso dalla prima elementare, fino ai 18 anni mi sono fatto tutte le estati. All'inizio ho avuto dei problemi pratici, quello del Tony. È stato in questa casa il Tony? No. La tuta del meccanico, Okay. Detta Tony in Veneto, a 6 anni non la trovi. Mio papà mi dava la paghetta in base all'ora, tutto, cioè, tutto ovviamente brevi mano tra padre e figlio. Superiori all'università facevo il PR. Non è una scusa per conquistare donne? O... No, è una scusa per non eri ancora sposato allora? No, assolutamente. Ho avuto il merito di aver iniziato con i primi inviti. Cioè facevi il volantino a 4 come questo per le prime feste. Ancora non esisteva il modo di invitare. La prima festa l'abbiamo fatta nell'86 a Manhattan, a Bodega di Sant'Urbano, adesso è stato demolito peraltro. Ma e allora quando facevi il PR in discoteca chi volevi diventare da grande? E all'inizio facevo veterinaria e poi mi sono laureato in scienza della produzione animale in corso, non ho perso un esame, non ho perso un anno. E un giorno faremo Zaia intervista a Roncos. Questa è la sfida che ti lancio. Roncos. Hai scritto dei libri? Quello diciamo che quello più sono affezionato si chiama Adottare la terra, no? Scritto nel 2009. Ho detto la mia multinazionale è quella dei contadini. Penso che sia fondamentale il ruolo dell'agricoltore, del rispetto della terra. Perché non si è aperta un'azienda agricola? Specifichiamo una roba, io non sono figlio di agricoltori e non abbiamo terra. In Veneto si dice scarperga e scarpe rotte, no? Se tu vai a guardare la storia della promozione e dell'evento prodotto tipico, ti accorgerai che dietro c'è sicuramente un'agricoltura eccezionale che ha prodotto, ma alla fine della promozione si è preoccupato qualcuno magari che vive in appartamento, che si è iscritto alla Proloco e ha creduto in una sfida. Io ci ho creduto da solo alle Olimpiadi. Se tu ti ricordi quando sono partito da domande mi prendevano in giro, quindi forse bisognerebbe guardare ogni tanto la luna, non la punta del dito. Pensa che abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Se vai in Brasile, la TV trasmette in Veneto. Pensa il mito del Brasile per uno che ha il nonno che è nato in Brasile. Mio nonno è morto a 100 anni, era figlio di emigranti. I tuoi bisnonni erano sempre di Conegliano? Sì, di Codogné. Partono senza telefonino, senza Facebook, senza Instagram, senza tutto. Non li aveva allora? No, ci sono portati persino i platani da casa. Quindi è proprio... Te trovi le colline come quelle di Vado Biadene. Vado a mangiare in un autogrill e vedo dei ragazzi che mangiano, portano il brodo per tutti, il brodo in Brasile, e mettono il vino nel brodo questi ragazzi brasiliani. Poi tutti mangiano polenta in quella zona del Brasile. Una roba strepitosa. Quindi per dire che i veneti hanno conosciuto l'emigrazione, quella dura, quella delle bonifiche. Qual è la tua parola veneta preferita? Anche a massa. Anche a massa? Sì, perché? Penso che sia un brand. Quasi il Veneto che non dice anche a massa. L'altra parola è mona. La parola mona, spiegato non veneto, come dice qualcuno, ha una miriade di significati. Non è, come si può dire, non è solo quello che uno pensa, miriade di significati, non so, l'economia va in mona, però vuol dire che le cose vanno male, cosa dici tu mona, guarda che mona, cioè, penso che questa è una parola che ci caratterizza. Come ti vedi fra 30 anni, a parte che vecchio? Guarda, spero di essere in mezzo ai campi.
Finalmente? Sì, cioè, sì. Perché non ti piace la vita mondana? Perché penso che ognuno deve fare la vita che gli si addice. Dico, voglio essere quello di sempre. Se ci fosse l'on-off sul presidente della regione Zaia, per me a me vita non cambia perché faccio quello che faccio sempre. Obama, rispondendo a un giornalista satirico come te, no? Il giornalista dice, cavoli Obama, ma tu sei veramente un figo, vai alle feste, vedi un sacco di bella gente. Obama lo ferma, gli ha detto una frase secondo me assolutamente condivisibile: il cittadino non conosce il valore dell'anonimato. Però a volte anche fare robe banali, andare in spiaggia sotto l'ombrellone, non è una roba facile. Ti senti guardato? Sì, cioè... Chi è un veneto? Un veneto sono tutte quelle persone che hanno deciso di eleggere come loro patria il Veneto. C'è una bella frase delle Memorie di Adriano, scrive questa lettera a Marco Aurelio, che ne ha 14, che diventerà imperatore. Sì. Il vero luogo natio è dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Quindi il Veneto è il Veneto di quelli che sono veneti come me da 3000 generazioni, dal 1523, per quelli che sono arrivati ieri mattina, che hanno deciso che il vero luogo natio è il Veneto, è la loro terra, è la terra di chi ama il Veneto e di chi si sente Veneto perché è in Veneto. Ci dico sempre che noi siamo un po' come napoletani, no? Che vediamo il mondo con il nostro riflesso, no? Siamo credo le due regioni più forse attaccate, più identitarie. La cosa che ti emoziona di più qual è? Il concetto della felicità è legata alla libertà, no? Cioè noi siamo degli animali e per cui penso che la dimensione della libertà, che ognuno poi ha la sua dimensione della libertà, no? Te la dico io una frase, sì. Te la ricordi? Felicità e libertà sono due ali dello stesso angelo. Purtroppo spesso viviamo in cattività senza essere in gabbia. Per tutto ci sarà scritto, ci saranno ricordi di me in italiano, però ho sempre vissuto e pensato in Veneto. Perché piace alla gente a te? Ho sempre cercato di fare il mio dovere, di comportarmi onestamente. E te lo dico io. Perché? Perché piace alla gente. Perché? Perché piace ai Veneti. Perché secondo me tu rappresenti il Veneto medio, che è quello che rappresento anch'io, che mi sento io. O sai essere veneto quando sei in mezzo alla tua gente, però sai essere anche formale e consapevole di te stesso nelle situazioni in cui sei rispetto a quello che anche rappresenti. Io credo che la gente ti veda vicino. Guarda, io spero, di là delle idee politiche, guarda, io ho amici di destra, di sinistra, dappertutto, vuol dire essere limitati, pensare che il sapere stia in Lega o a destra o a sinistra, sta dappertutto, le persone per bene sono dappertutto. Io spero che si capisca che io le robe le faccio con passione. Tu non porti a casa il patrimonio dell'umanità se non ci credi, adesso lo sto facendo anche con la Marone, annuncio in anteprima. Perché c'è anche un altro modo di fare governatore, pettinare le bambole, dai pacchi sulle spalle a tutti, ma io non sono fatto così. Ma tu ti senti un Veneto medio o no? Del popolo. Amico, ho imparato l'italiano. I learn Italian a scuola. Andrea, sì, l'ho imparato a scuola. Il primo giorno delle elementari ho detto, ma sta qua, che lingua devo parlare? Tu eri ministro dell'agricoltura Sì. del governo italiano. Perché hai deciso di mollare un incarico Per il così? Veneto. Che cosa dovrebbe fare ogni Veneto? Essere Veneto. Basta che sia Veneto.